pioggia e freddo. Un clima non ideale ha accompagnato la prima manifestazione di apertura della stagione veneta 2012 su pista, nel pomeriggio di domenica 15 aprile. Al campo Perraro di Vicenza sono stati soprattutto i giovani a brillare. Partiamo dalla regina di casa, ovvero Ottavia Cestonaro, allieva che oltre al triplo e al lungo eccelle nelle prove multiple. E proprio a Vicenza ha vinto il peso con 12,43 e di 100 ostacoli con 14,60, siglando il primato personale. Questa è la prima gara della stagione outdoor e stiamo preparando le multiple per il prossimo weekend a Modena e quindi abbiamo fatto questa gara appunto per prepararci per affrontarle al meglio. È andata molto bene, sono soddisfatta perché comunque le condizioni del tempo non sono favorevoli, però ho fatto il mio personale e quindi diciamo speriamo bene per la settimana prossima di migliorarci ancora. Le prove multiple premiano la versatilità degli atleti preparati ad affrontare specialità molto diverse fra loro. Ognuno perciò ha qualche punto debole sul quale lavorare maggiormente. Ci sono anche i punti deboli, certo, sono il giavellotto che proprio non è il mio forte, poi anche gli 800 che sono distanze lunghe e non mi piacciono molto, però per il resto sono tutte molto belle e d'altronde non si può fare sempre quello che si piace, bisogna anche un po' soffrire. Al maschile invece sempre ostacoli, allievi, primato personale per un non troppo soddisfatto Francesco Marconi di Treviso Atletica che conclude sopra i 15, esattamente a 15,09. Ho fatto 15,09 che è il mio personale, però con questo tempo sì, non potevo fare molto meglio e anche se speravo di andare sotto i 15 secondi. Un'altra allieva si è imposta nel disco con un ottimo 38,87. Si tratta di Giulia Camporese del CUS Padova. Al secondo, in un'alternanza che si ripete pressoché in ogni gara, c'è Wendy Baonga della Libertas Lupatotina. Sentiamole. Più che altro il tempo che ha ostacolato un po' i risultati che mi aspettavo, però è venuto comunque un 38,87, credo che sia un buon risultato. Siccome faccio anche martello come specialità e anche con quella vado abbastanza bene, mi alternerò. Cercherò sempre di puntare più in alto perché comunque in allenamento i risultati ci sono e quindi devo cercarli di portare in gara. Oggi mi aspettavo di fare di più, con il tempo non è andata come pensavo, però vedremo più avanti, di sicuro andrò meglio. Passando alla marcia e rimanendo sempre in ambito giovanile, sotto la pioggia di Vicenza la feltrina Marta Stack ha dominato i 5 km, fermando i cronometri a 26 minuti e 27. Forse sono partita un po' un po' troppo forte per i ritmi che potevo sostenere, soprattutto per le temperature e le condizioni atmosferiche della giornata. Poi comunque dopo il primo chilometro marciato un po' troppo velocemente, mi sono stabilizzata su un ritmo che poi è stato abbastanza regolare per tutta la condotta della gara. E poi nell'ultimo chilometro è mancato un po' lo sprint, però sono contentissima comunque. L'obiettivo di quest'anno sono i campionati italiani a Firenze ad ottobre e poi comunque avrò diversi test nel mese di maggio come i campionati di società sia di categoria sia assoluti, quindi questi sono gli appuntamenti più importanti. Fra gli assoluti uomini si ripete il duello fra Sapunov di Assindustria Padova e Montresor della Fondazione Bentegodi, successo per Sapunov con 23 minuti e 57 secondi. La gara è stata bella perché abbiamo combattuto a Montresor, è mio sempre avversario da anni e anni perché ci troviamo sempre qua in gara perché è sport poco praticato dai ragazzi, per questo cerchiamo noi vecchi mantenere questo sport vivo e andare sempre più forte. Gara sempre con pochi avversari ma sempre combattuta, per questo vogliamo per la prossima apertura di regionale, seconda, fare il mio personale perché ci sarà forse 10 km. Per questo per le società è molto importante fare i punti per andare in Serie A. In apertura di servizio abbiamo citato le prove multiple. A Vicenza è scesa in pista anche l'azzurra di Heptathlon Elisa Trevisan che si è fatta in 3, conquistando l'alto con 1,60, il peso con 13,44 e piazzandosi seconda nei 100 ostacoli con 14,46. Da oggi iniziava il raduno a Padova con la nazionale, quindi sarei dovuta essere là. Però con questo tempo non volevo gareggiare, però la voglia di provare per la prossima settimana insomma ce l'avevo. L'alto era iniziato che stavo per uscire alla misura di entrata perché con questa settimana di pioggia sono un po' indietro con la preparazione, però ho avuto l'infortunio a dicembre, quindi
sono abbastanza indietro. Però insomma mi accontento, va bene così, il tempo è alto degli ostacoli, c'è da migliorare tanto, però insomma va bene così, sono felice lo stesso. Obiettivi diciamo che non ne ho posti, in quanto il minimo per le Olimpiadi e per gli europei è molto alto. Ovvio che la speranza e la voglia di arrivarci ci sarebbe, però è anche difficile, bisogna stare coi piedi per terra. E niente, intanto quest'anno cerco di dare il meglio, quello che avverrà prenderò tutto insomma. Passando agli junior è Edoardo Zagnoni di Assindustria Padova che ha fatto propri i 110 ostacoli con 14,95. La pista è senz'altro bella, però sì, siamo stati un po' fermati dall'acqua, però un tempo diciamo soddisfacente, anche se insomma 14,60, vediamo di migliorare per gli italiani. Ciò che punta è sicuramente il podio degli italiani, all'Endo sono arrivato quarto di poco e quindi speriamo bene per il podio, diciamo. E invece per quanto riguarda la società non so se mi convocheranno per le rappresentative, speriamo bene anche lì. La prima apertura stagionale ha messo in luce anche Anna Coltro della Fondazione Bentegodi, prima nei 100 piani con 12,63. Mi sono sentita abbastanza bene nonostante il periodo un po' così impegnato che ho. Pensavo peggio, però in realtà mi sono sentita bene nonostante il tempo. Bene, sono contenta, adesso ho la gara di salto in lungo, purtroppo il primo salto ho fatto nullo, però dai, spero bene. E il lungo alla fine è andato bene. Il risultato migliore della giornata l'ha ottenuto lei con 5,22 metri. Io mi sto preparando per i 100 metri e per il salto in lungo soprattutto, quindi punto migliorare il mio personale di salto in lungo. Poi se viene anche la velocità, perfetto, altrimenti non importa, comunque mi sto preparando per il salto in lungo. Nei 100 piani maschi, successo per Leonardo Cressoni che con 11,22 passa il fotofinish su Dalla Sega e Moggian. Oggi con questo tempo un po' ballerino sembra andare verso l'inverno che verso l'estate e quindi c'era un po' di paura per la gara, perché comunque già di gare ce ne sono una ogni insomma passa un po' di tempo prima tra una gara e l'altra, in più quando la fai prendi anche l'acqua. Comunque le sensazioni non bruttissime, dai, alla fine sono andato abbastanza bene, sono contentino, dai. Appuntamento ora alla seconda apertura regionale che si svolgerà il 6 maggio a Marconne, con la speranza che le condizioni climatiche siano clementi.